fantastico, ce l'abbiamo fatto. Benissimo. Allora, questa è l'ultima immagine presa di James Webb Space Telescope a terra, mentre stavano ancora finendo tutti i vari test di allineamento. Potete vedere qui questa magnifica missione. Intanto mi devo scusare un attimo, il mio italiano non è così forbito come era 40 anni fa, ma dopo 40 anni negli Stati Uniti gli errori ci saranno, quindi chiedo scusa. Questo specchio, questa missione è fantastica. Vedete lo specchio di 6,5 metri di berilio coperto di uno sottile strato, mi sentite, ecco, perché se no non sentono online, strato d'oro, ma parleremo un attimo dei dettagli tecnici. Parliamo prima degli obiettivi scientifici. Il James Webb è stato progettato per 4 fondamentali obiettivi scientifici. Il primo era l'universo primordiale. Come vedete nel pannello di sinistra, è una rappresentazione schematica dell'evoluzione dell'universo. Dall'inizio, dal Big Bang, vedete a sinistra, fino ad arrivare al giorno odierno, le galassie si sono formate, sono evolute e sono diventate come quelle che vediamo adesso, come la nostra Via Lattea, per esempio. Con le missioni precedenti siamo riusciti a esplorare parte dell'universo primordiale. Per esempio, Hubble Space Telescope, nonostante sia piccolo, 2,5 metri di diametro, è riuscito a prendere immagini di galassie formatesi 400 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi all'inizio. Bene, James Webb è stato progettato per rompere quella barriera, per andare più vicino all'inizio, per riuscire a capire veramente come le prime stelle, le prime galassie si sono formate. James Webb è stato progettato per studiare il ciclo della vita delle stelle. Come vedete nel pannello qui di destra, avete 3 immagini, proprio le fasi della vita. All'inizio a sinistra vedete una nebulosa di polvere di gas, una nube da cui si formano le prime stelle. Nel mezzo vedete un esempio di stella appena formata, si vede il jet, si vede la nube che sta ancora contribuendo materiale alla formazione di questo oggetto in embrio, in embrione, con il jet un jet potente che si sta già formando. E poi nel pannello di destra vedete la fase finale, quando le stelle muoiono, cominciano a espellere materia nello spazio circostante. Questa è una bellissima nebulosa planetaria. Queste sono immagini che sono state prese dallo Hubble Space Telescope. Altri 2 obiettivi scientifici: studiare i pianeti del nostro sistema solare. Vedete un bellissimo esempio, Saturno, osservato da Hubble, ma anche i pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Perché ricordiamoci che quando Hubble è stato lanciato 33 anni fa, non si sapeva che c'erano pianeti intorno a stelle al di fuori del nostro Sole. Adesso sappiamo che più o meno tutte le stelle che noi vediamo nel cielo hanno pianeti intorno. Abbiamo degli esperti, tra l'altro, proprio nella audience qui oggi, che possono rispondere a tutte le vostre domande sui pianeti extrasolari. Quindi l'idea di Webb è riuscire a portare avanti il discorso di approfondimento dello studio delle atmosfere di questi pianeti extrasolari per sistemi, per esempio, come quello che vedete nel diagramma a destra, TRAPPIST, che è un sistema abbastanza simile al nostro sistema solare. Non è chiaramente, le dimensioni non sono paragonabili, però un gruppo di 7 pianeti in cui magari un paio sono nelle condizioni ideali di temperatura a distanza dalla stella per ospitare la vita. Webb osserva nell'infrarosso. Se voi guardate questo grafico vedete che la zona in cui è sensibile il nostro occhio è molto limitata, la parte visibile. Vedete nel piccolo arcobaleno in mezzo. Hubble Space Telescope è riuscito a osservare dall'ultravioletto fino al diciamo tutto il visibile. James Webb osserverà nell'infrarosso, perché nell'infrarosso è dove la maggior parte dell'emissione di questi obiettivi in cui vi dicevo si vede. Ed è una finestra inaspettata, nel senso che c'erano state missioni infrarosse prima di James Webb, ma non allo stesso livello di potenza, di
sensitivity, e quindi ci aspettiamo effettivamente che Webb aprirà una nuova finestra sull'universo, e lo sta facendo. Perché nell'infrarosso? Guardate, vi faccio un esempio della differenza di guardare una regione di formazione stellare nell'ottico, nel visibile, nel vicino infrarosso, nel medio infrarosso. Le polveri e i gas che sono ben visibili e colorati nel pannello di sinistra sono anche quelli che non ci permettono di guardare quello che sta succedendo in quella parte. E quindi nell'infrarosso praticamente è come se la polvere non esistesse, si riesce a vedere esattamente la composizione e infatti vedete nel pannello di mezzo che riuscite finalmente a vedere tutte le stelle che sono altrimenti nascoste dalla polvere. Se andiamo nell'infrarosso medio, quello che succede è vediamo la polvere stessa che emette. Queste sono polveri fredde che hanno però una loro emissione che è sensibile a queste lunghezze d'onda. Webb è un capolavoro di ingegneria. Un telescopio così non era stato mai costruito, complicatissimo, ci abbiamo messo, farò vedere tra un minuto quanti anni per lanciarlo. Come vedete, quello che vedete intanto lo specchio primario 6,5 metri, ve l'ho fatto vedere nella versione da terra, berillio coperto d'oro. L'altra cosa impressionante è questo schermo solare a 5 livelli, a 5 strati. A che cosa serve? Serve per riparare gli strumenti dalla radiazione solare, perché è importante che questo telescopio, per operare a queste lunghezze nell'infrarosso, deve essere freddo, deve operare a 40 gradi Kelvin. Per arrivare a 40 gradi Kelvin deve essere riparato dalla radiazione solare. Per quello che vedete la parte hot side, il sole, e la parte cold side, i 40 Kelvin, il telescopio deve rimanere nella parte fredda. Quindi il telescopio si orienta in modo che il sole guardi sempre la parte dello schermo. E vedete un attimo a destra gli elementi di questo telescopio presi nelle varie clean room quando è stato messo insieme, lo specchio con 8 segmenti, il modulo con gli strumenti che vedete appeso sotto lo schermo solare, e questo schermo solare costruito in Kapton, che è questo materiale estremamente resistente e flessibile, separato, che si è aperto in 5 livelli. Questa è stata una collaborazione internazionale su grandissima scala, 3 agenzie spaziali, la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Canadese, 14 paesi coinvolti a costruire parte dell'hardware, parte della parte engineering, parte degli strumenti, 27 anni di lavoro. Il progetto è cominciato nel 1995, finalmente lanciato il 25 dicembre, proprio per Natale, un bellissimo regalo di Natale per gli astronomi, lanciato dallo Spaceport europeo di Kourou. Infatti Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Però il commento, punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Perfetto. E poi abbiamo seguito dalla sala di controllo dello Space Telescope di Baltimora. Si sentiva questa parola che veniva ripetuta dal direttore della sala di lancio, nominal, che per noi è, diciamo, la più bella parola che potevamo sentire era nominal, tutto sta andando effettivamente come previsto. Ed è andato talmente bene che quando è stato inserito nell'orbita finale non c'è stato neanche bisogno di una correzione. Questa è l'immagine del telescopio, tutto ancora ripiegato come un origami, perché per stare nel razzo doveva essere ripiegato, che si allontana dal lanciatore Ariane. E io ho fatto parte delle conversazioni in cui si decideva o no se mettere una telecamera sul razzo, e c'erano i vari pro con il costo, eccetera, eccetera. Dopo aver detto questa immagine, adesso le telecamere sono standard su perché effettivamente vedere il telescopio che si allontanava
Dove è andato? È finito al punto lagrangiano numero 2, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Perché? Perché per una serie di motivi l'ambiente lì è un ambiente ottimale per metterci un telescopio, un ambiente stabile, lontano da tutto il debris del lower orbit, però ha questa orbita complicata, ma vedete, è quello che vi dicevo prima, che lo schermo rimane sempre orientato in modo che ripari il telescopio dalla radiazione del Sole, perché deve raggiungere questa temperatura molto fredda. Chiaramente nel momento in cui è stato lanciato, come dicevo, era tutto bello ripiegato per stare dentro il razzo, si è dovuto aprire, proprio come l'abbiamo chiamato Origami Telescope per molti mesi. E questa sequenza che vedete qui, che è quella che si è verificata mentre era nel suo viaggio al punto Lagrangiano 2, era basata su 50 eventi separati individualmente che coinvolgevano 178 meccanismi di rilascio, 600 attivazioni, 155 motori, e tutti hanno funzionato perfettamente, che è un capolavoro di ingegneria. Si era provato da terra molte volte, per esempio, ecco, stiamo facendo vedere adesso il rilascio dello schermo solare in cui bisognava prima aprire, era tutto arrotolato, bisognava aprire i pannelli e poi si separavano i 5 strati. Effettivamente alcuni dei nostri colleghi non hanno dormito in quei giorni per diversi giorni perché erano momenti di alta tensione, però alla fine è arrivato al punto Lagrangiano 2 perfettamente aperto. Adesso vedete lo specchio, l'ultimo movimento erano le 2 ali dello specchio che si aprivano per completare lo specchio primario. Quindi a questo punto grandi festeggiamenti perché Webb era pronto per la scienza. La prima immagine che è stata presa, che vi faccio vedere qui, ancora proprio questa non è una versione resa bella, è proprio come l'abbiamo vista quando è arrivata a terra, era un'immagine che doveva essere un'immagine, una stella singola, perché volevamo controllare solamente l'allineamento degli specchi. E quindi doveva essere, era stata proprio deliberatamente scelta una stella qualunque in un campo in cui non c'era assolutamente, non doveva esserci assolutamente niente. Nel momento in cui l'abbiamo messa sul monitor, abbiamo cominciato a vedere tutte queste cose nell'immagine e tutti hanno cominciato a chiedere che cosa sono. Sono galassie, sono tutte galassie lontane. Quei puntini che voi vedete intorno all'immagine sono tutte galassie lontane che erano apparse in quella immagine che doveva essere completamente vuota. Questo perché? Perché dovunque guarda Webb vede qualcosa, e questo è l'inizio della rivoluzione di cui parlavo, perché con un telescopio così potente da 6,5 metri ha già fatto vedere che gli orizzonti si sono allargati di un bel po'. Comunque questa immagine è stata servita per allineare il telescopio, e dopodiché abbiamo cominciato a prendere le prime immagini. C'è stato un sacco di lavoro che è andato nel decidere quali erano i primi obiettivi per Webb. Io ho avuto il privilegio di far parte del comitato che ha scelto i target originale. Ne avevamo preparati una cinquantina, alla fine ne abbiamo selezionati 10, perché poi dipendeva dalla fase dal momento in cui il telescopio veniva lanciato, e la prima immagine che è arrivata è questa, di questo campo di galassie, un campo in cui c'è un cluster di galassie. E insomma, questa è la prima immagine ottenuta da Webb, parla da sola, cioè, non so quanti articoli siano già usciti su questa immagine iniziale, ma posso dirvi, quelle voi non vedete qui, di stella ce n'è una sola, ce ne sono 2, 3, sono quelle che vedete con la firma del telescopio, dello specchio. Tutto il resto sono tutti oggetti estesi, sono galassie lontane. Questa ha fatto immediatamente la foto, la copertina di Time, la foto dell'anno,
insieme pure con questa che avete visto dappertutto. Questa era un'immagine che era stata già presa nella nebulosa della Carena da Hubble, però Webb intanto è molto più potente, quindi si vedono dettagli che non si vedevano, ma poi il fatto che si guarda nell'infrarosso, improvvisamente emergono tutti questi dettagli su soprattutto oggetti giovani che si stanno formando, che nelle immagini di Hubble non erano assolutamente visibili. Un'altra delle immagini della sequenza era il quintetto di Stefan. Queste sono 5 galassie che sono visualmente raggruppate. 4 di queste però sono interagenti. Anche questa l'avevamo guardata con Hubble prima. La bellezza di guardarle con Webb, che improvvisamente si vedono tutti gli effetti dovuti all'interazione, tutte quelle colorate, diciamo, tutte quelle zone di shock dell'interazione tra le galassie, sembrano quasi che siano comunicanti, dove c'è formazione stellare che sta procedendo adesso. Effettivamente tutto con questo, con Hubble prima non si vedeva, quindi un nuovo orizzonte aperto. Chiaramente le accelerazioni sono state incredibili in tutto il mondo. Questo devo dire, NASA ha fatto un ottimo lavoro organizzando proprio un bellissimo party in Europa e negli Stati Uniti. Potete vedere qui Times Square con le persone che guardavano in alto, improvvisamente vedevano l'Empire State Building che è stato colorato d'oro per una notte, quindi direi che insomma quella era una visione che era abbastanza notevole. E dopodiché, insomma, a questo punto non possiamo altro, ogni dato che viene è incredibile. Questo per esempio è una protostella in una nube oscura, e se guardate con attenzione in centro vedete proprio il disco protoplanetario in cui questa protostella si sta formando, vedete il jet che esce con un livello di dettaglio che è quasi incredibile. La nebulosa dell'Aquila M16, che forse qualcuno di voi ricorda dalle immagini di Hubble, adesso si vede attraverso, si riescono a vedere tutti l'interazione tra le stelle massicce, i venti che danno la forma a queste colonne di gas e di polvere, ma qui finalmente si vedono gli oggetti, le stelle, le protostelle che stanno emergendo dalla loro nube. Questo per esempio è un esempio a cui sono particolarmente affezionata, perché l'immagine a sinistra l'ho presa io con Hubble Space Telescope. Questa è una regione di formazione stellare nella piccola nube di Magellano, ed è incredibile perché paragonando quello che si vede qui e quello che si vedeva da Terra è praticamente una cosa informe. Con Hubble si riescono a risolvere le stelle, a contarle una per una, misurarle una per una, trovare quanto brillanti sono una per una, che tipo di colori hanno. E quindi abbiamo già capito che questo oggetto si era formato tutto insieme, un'età di circa 3 milioni di anni. Ci interessava vedere, ma cosa è successo nel primo milione di anni, e questo ce lo sta dicendo Webb nell'immagine che vedete a destra, dove i filamenti di gas e di polvere sono anche i siti della formazione stellare presente. Nelle fasi finali invece questa è una Wolf-Rayet, una stella che ha finito la sua vita, che ha praticamente espulso una grossa frazione della sua massa nello spazio circostante. Questa vista da NIRCam e MIRI, quindi medio infrarosso e vicino infrarosso. Questo è stato il primo oggetto per cui si è capito che queste espulsioni di materia erano clumpy, cioè non erano uniformi, ma erano concentrate, che quindi ci spiega la natura del vento stesso di questi oggetti. Un pensiero a un pianeta, Giove. Questa è un'immagine spettacolare per molti motivi. Intanto si vedono le aurore brillantissime a nord e a sud. In questo caso la lookup table bianco significa alto rispetto alla superficie del resto del pianeta. Quindi dove vedete bianco significa che siamo a un'altitudine diversa. Quindi per esempio la macchia rossa, chiaramente, che è una specie di uragano gigantesco sulla superficie del pianeta, qui si vede
vediamo che la parte centrale è elevata rispetto al resto insieme con le aurore. Riuscite a vedere gli anelli? Si vede intorno all'equatore l'anello, quindi Giove ha anelli cioè anche se meno prominenti, ma come Saturno. Quello che vedete in basso è solamente un difetto, è semplicemente uno spike di diffrazione dello specchio, perché l'aurora del sud è molto molto brillante, però questa è un'immagine assolutamente spettacolare che ci fa vedere Giove come non era mai stato visto. Parliamo un attimo, solo perché sto finendo il tempo, del lavoro che farà Webb sui pianeti extrasolari. Allora, Hubble aveva già fatto da pioniere in questo campo, nel senso che se uno riesce a fare... Il bello di questi telescopi è che sono estremamente stabili. Uno può fare delle misure estremamente stabili nel corso di anni, perché siamo al di fuori dell'atmosfera, quindi non siamo suscettibili ai problemi di variabilità che l'atmosfera porta. Quindi è possibile studiare i pianeti mentre passano di fronte alla stella principale, alla stella intorno a cui orbitano. E perché questo è importante? Perché mentre il pianeta passa di fronte alla stella si possono fare le misure e quindi si possono paragonare le varie informazioni. Quindi quando per esempio e poi per sottrazione si vede, per differenza, si vede quali sono le caratteristiche del pianeta stesso. Questo ha permesso di studiare ad Hubble tutti i pianeti conosciuti uno alla volta e di cominciare a studiare in questo momento di transito la costituzione dell'atmosfera. Quindi vedete qui l'esempio, la curva vi fa vedere, si vede l'immagine, la diciamo, brillanza della stella che diminuisce quando il pianeta passa davanti, perché il pianeta in pratica è come se facesse una piccola eclissi. Poi in questo momento, e soprattutto nel momento in cui il pianeta si sposta ai margini, si riesce a vedere e a studiare quell'strato sottilissimo di atmosfera. E quindi si riesce a fare lo spettro di quell'atmosfera, si riesce a vedere se ci sono elementi importanti, per esempio, per una possibile formazione della vita. Questo, per esempio, è il pianeta WASP-39b, in cui c'è stata la prima scoperta di carbon dioxide. E tra l'altro questo è uno spettro preso da NIRSPEC, che è lo spettrografo europeo, che funziona benissimo e, come si può vedere, insomma, è una misura di tutto rispetto, perché non c'è dubbio che sia identificato questo elemento chimico, e così è stato fatto già quindi si è già visto che NIRSPEC ha praticamente e NIRIS, anche sono due strumenti che prendono spettri di atmosfere di pianeti, stanno rivoluzionando il campo, perché la qualità degli spettri è incredibile e anche stanno portando informazioni che prima non erano proprio possibili. Per esempio, questo è assolutamente fresco dalla stampa. Questa non è un'immagine vera, questa è un'illustrazione d'artista per far vedere questo pianeta che orbita intorno a due stelle. Infatti vedete, sono due ogni 10.000 anni, ma guardate questo spettro. Questa è la luce del pianeta dispersa nelle sue lunghezze d'onda. Mai si era visto la presenza di questi elementi chimici tutti insieme nell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Qui vediamo acqua, vediamo monossido di carbonio, vediamo metano e soprattutto vediamo silicati. Questo è un pianeta in cui piove sabbia, in pratica. Quindi cominciamo a vedere qual è la realtà fisica e chimica di questi pianeti. Si possono fare per la prima volta lavori quantitativi su quello che questo significa. L'ultimo argomento è l'evoluzione nelle galassie del tempo. Volevamo chiaramente vedere la nascita delle prime galassie. Questo è un po' è quello che ci aspettavamo da Hubble, no? All'inizio, adesso le galassie che sono come la nostra Via Lattea, come Andromeda, sono belle, formate con le loro braccia a spirale, le zone di formazione. Però se andiamo indietro nel tempo, Hubble ci ha fatto vedere che la morfologia diventa sempre più meno definita, le forme sono sempre più irregolari, erano più piccole, più rosse, più deboli,
tipo questa immagine che vedete qui sulla destra, è una delle galassie più lontane viste da Hubble. Ecco, vedete, lo faccio vedere meglio in questo piccolo dettaglio. Il problema è che Webb ci sta facendo vedere uno scenario completamente diverso, perché Webb adesso sta osservando immagini nei primi centinaia di milioni di anni, e quello che invece Webb sta vedendo sono galassie come la nostra, sono più massicce, sono di più, sono belle formate, e quindi Webb sta già sfidando le leggi della cosmologia. Adesso vedi i cosmologi lì che si inorridiscono, però in effetti la conversazione che sta avvenendo adesso è, questo ci sta dicendo, cosa ci sta dicendo sulle origini dell'universo. Quindi grazie per aver ascoltato. Questa presentazione è stata resa possibile da migliaia e migliaia di persone. Se volete saperne di più e seguire Webb in futuro, abbiamo 2 website in cui potete trovare sempre le ultime informazioni. Grazie.